Amici, il mio più cordiale buongiorno per il nuovo oroscopo del giorno martedì 16 giugno 2020. Quindi buon martedì, buon di tutto. Vi auguro veramente una giornata favolosa, ricca di successo anzitutto, ma soprattutto una buona salute a tutti. Prima di leggere l'oroscopo volevo sempre ricordare a tutti quanti voi che se avete bisogno di una consulenza privatamente, riservatamente col sottoscritto, bisogna chiamare i numeri sopra impresso. Chiamate questi numeri e potete avere una consulenza, o meglio una prenotazione per un consulto in privato. Il costo è di 30 euro, quindi per eventuale consulto nel riservato. Mentre per tutti quelli che hanno bisogno di parlare con me per quanto riguarda una storia d'amore finita, magari che ne so, il vostro compagno vi ha lasciato per un'altra donna, è andato via con un'altra, il vostro fidanzato dopo lunghi anni di fidanzamento è andato via con un'altra e vi ha lasciato, quindi volete che torni da voi, lo volete fare impazzire per voi, lo volete legare a voi, insomma, qualsiasi storia d'amore la possiamo trattare, quindi potete chiamarmi, potete spiegarmi la vostra storia e io vi dirò come è possibile intervenire all'aiuto, va bene? Come aiutarvi. Bene, allora, oroscopo del giorno martedì 16 giugno 2020. Ariete. Oggi l'umore non sarà dei migliori, ma il fatto che la luna stia uscendo finalmente dal segno porterà presto delle grandi novità. Attenzione a come vi comportate all'interno della relazione, perché in questa giornata sarete un po' trasgressivi, un po' pazzarelli. Lavoro, ci sono parecchie cose che necessitano cambiamenti e voi siete piuttosto d'attacco. Toro, sarà una giornata ricca di grandi emozioni e anche l'energia è molto buona. Se qualcosa nella coppia non funziona da tempo è forse giunto il momento di voltare pagina e cercare la felicità altrove. Lavoro, gli impegni saranno abbastanza, dovete impegnarvi tanto ma la grinta non vi manca. Gemelli, c'è una grande voglia di cambiamento in voi, volete fare cose diverse e forse chi vi sta accanto non sempre condivide i vostri obiettivi. Non sarà facile rendere partecipe il partner nei propri desideri, potrebbe non capirvi abbastanza. Lavoro, volete costruire il vostro futuro, guardate oltre e giocate anche un po' di fantasia. Il segno del Cancro, non sarà una giornata affatto semplice a livello sentimentale. Le stelle sembrano non volervi aiutare troppo in questo periodo. Potreste avere dei grossi dubbi su chi vi sta accanto. È il caso di riflettere. Lavoro, per svolgere al meglio le proprie mansioni è sicuramente importante organizzare bene la giornata. Leone, avete voglia di fare conoscere i vostri pensieri, le vostre opinioni, ma non sarà così semplice. Se avete qualcuno al vostro fianco non dovete obbligarlo ad avere per forza la stessa considerazione delle cose. Lavoro, oggi siete molto fiscali, ma questo vostro lato potrebbe non piacere a qualcuno. Fate attenzione. Vergine, se è un periodo particolare all'interno della vostra storia d'amore, è il caso di mettere tutto in chiaro col partner. In questo momento voi sentite la grande esigenza di vivere qualche novità. Chi vi sta accanto potrebbe darvi una mano. Lavoro, molte cose sembrano non andarvi a genio. Dovete parlarne per ottenere delle modifiche. Bilancia, avete ancora alcuni dubbi nei confronti di una persona importante. Non riuscite proprio a fidarvi completamente, ma è il caso di provarci per avere finalmente delle risposte.
Tra l'altro oggi vivrete appieno ogni tipo di emozione. Lavoro, dovete essere più convinti e determinati, lasciate da parte i timori per una volta. Scorpione, quante emozioni da vivere in questa lunga giornata. Oggi avrete una immensa voglia di godervi l'amore insieme al vostro partner, ma anche tutti quei bei rapporti che si sono creati nel tempo. Lavoro, avete troppi impegni, non vi rende sereni e non avete nemmeno troppa voglia di rispettare le norme. Occhi aperti ai guai in arrivo. Sagittario, oggi avrete l'occasione perfetta per compiere dei passi importanti anche a livello amoroso. È il momento delle scelte e solo voi potete sapere cosa è opportuno fare e cosa non fare. Il cuore sicuramente vi saprà consigliare. Lavoro, giocate distinto anche sul fronte professionale. Non vorrà dire per forza essere superficiali. Capricorno, giornata non semplice e queta. Se avete una persona al vostro fianco è probabile che possa nascere qualche discussione e magari per dei motivi futili. Lavoro, forse le cose non saranno andate come vorreste, ma non dovete dare non dovete dare troppo peso al tempo che passa e a chi non condivide i vostri obiettivi. Dovrete crederci. Acquario, se siete impegnati in una relazione oppure avete iniziato a frequentare una persona da poco tempo, è probabile che vi rendiate conto che qualcosa non va bene. Dovete trovare un punto d'incontro per il bene del rapporto, sempre che ci teniate abbastanza. Lavoro, oggi avete un vero spirito autocritico, cercate di non esagerare. Il vostro carattere comunque vi aiuterà. E infine il segno dei pesci. È un periodo intenso e avete tante responsabilità sulle vostre spalle. Oggi le cose cambieranno un po' e sarete più liberi. Se ci tenete davvero a una persona, impegnatevi per non lasciarvela sfuggire. Lavoro, non vi sentite al massimo sul posto di lavoro e gli impegni non sono mai facili da gestire, ma non buttatevi giù. Bene, amici, amiche, così era l'oroscopo del giorno, martedì 16 giugno 2020. Io vi saluto, vi ringrazio per il vostro gentile ascolto dell'oroscopo segno per segno e vi rinnovo l'appuntamento per domani con il nuovo oroscopo. A tutti voi che le stelle siano sempre con voi tutti.